andiamo a premiare la prima menzione d'onore ed inviterei qui al centro palco con me, con immenso piacere, il vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, lo dico lentamente così gli do il tempo di arrivare, il dottor Oscar Miotti. Bene. E il dottor Miotti, che tra l'altro, adesso che mi aggiungerà, ricordo che ha curato la postfazione del libro Quale padre di Thomas Tollin, che ho qua, che vinse l'anno scorso. Bene, dottor Miotti, ecco qui, buonasera, benvenuto, ecco qua. Bene, si accomodi pure, guardi, abbiamo quest'anno anche un'altra novità, le nostre assistenti, ecco qui, grazie Katia, che ci portano praticamente le buste con i vincitori. Allora, detto Miotti, si ha ragione, dovevo farlo, io faccio un po' da valletta di me stesso. Allora, prego. Sorpresa. Sì, è acceso, sì. Io sono Joel Bastianic, sono stanco. In realtà mi ha preso il castagno. No, sono stanco che mi dicono che assomiglio, no, e lui che assomiglia a me. E quindi questa sera in realtà sono Joel Bastianic. È lui che ha rubato la scena. Sì. Esatto. Beh, io porto anche i saluti dell'Ordine Regionale degli Psicologi a questo importante appuntamento di questa sera. Allora, annuncio il primo vincitore. Sì, se voleva darci un suo, non so, saluto di benvenuto, perché è un onore, un piacere, gradito averla qui. La ringraziamo anzi di essere giunto per l'occasione. Sì, sicuramente la psicologia che c'entra. Psicologia c'entra perché si parla, tu dicevi, si parla di emozioni, si parla di sentimenti, e l'anno scorso appunto ho fatto la prefazione, la post-prefazione del libro di Thomas Tollin, e sicuramente lui è andato molto nei meandri della psiche, e io ho potuto anche veramente riconoscere quanto la scrittura ha un compito importantissimo, cioè non c'è, per riuscire a cambiare le cose bisogna proprio anche dedicarsi alla scrittura, perché la scrittura ha questo potere, a volte anche più della terapia, è una terapia, a volte anche un'autoterapia. Bene, io la ringrazio per questa sua, veramente un onore averla fatta. Quindi possiamo ora andare ad annunciare il vincitore della categoria, naturalmente per quanto riguarda la menzione d'onore, della categoria Panda Noir inediti, giusto? Certo. Quindi annunci pure il vincitore. Allora, annuncio il vincitore, che è Marcello Tramontini, con Una singolare coincidenza. Facciamo un bel applauso a Tramontini. Invitiamo Marcello Tramontini a raggiungerci in palco. Marcello! Eccolo qui! Ce l'abbiamo fatta vicino l'altra sera! La scaletta di qua. D'altronde è il primo, quindi romperà il ghiaccio e spiegherà anche a tutti gli altri come fare per venire in scena, quindi quando vedrete che vi chiameremo ovviamente vi invitiamo. Prego Marcello, consegna il premio al dottor Oscar Miotti. No, Tramontana, sì, il primo l'ho sbagliato, il secondo l'ho detto giusto. Allora, prego. No, le foto le facciamo dopo, non vi preoccupate, c'è tutto il tempo, è tutto orchestrato a meraviglia, non si preoccupi. Allora, caro Oscar, le foto poi non c'è pericolo, le facciamo dopo. Io penso che c'è una domanda. Sì, no, non si preoccupare. Penso che ci sia una domanda da parte nostra per Marcello Tramontana. Come il vento. Io ho letto quello che era scritto, Allora, io vorrei fare una domanda. Ma un viaggiatore in autostrada conosce una persona interessante.
Ma a lei è successo per caso? Cioè, per caso le è successo questo? Il microfono, sì. In realtà mi è successo in treno, però nel caso del libro mi occorreva un motello autostradale, quindi il treno non andava. Però poteva esserci un vagone letto, poteva andare bene lo stesso. Ma un po' troppo scontato. Troppo scontato, va bene. Bene, allora ringraziamo Marcello Tramontana. Ora ci accomodiamo un attimo qui in fondo per ascoltare un brano tratto dal libro. Quindi Marcello, se vuole possiamo andare qui, può restare con il premio in mano, e inviterei i nostri lettori e il nostro tecnico Luci, prego, sugli scappelli, così questo serve anche per chi viene dopo, sa cosa succede, e andremo ad ascoltare, per quanto riguarda il libro di Tramontana, una lettura. Aveva appena fatto una sosta in autogrill all'altezza del castello di Firenze Nord. Rifornimento di gasolio, robusto panino, vale a dire di quelli farciti all'inverosimile, acqua minerale e caffè, nonché breve visita alla toilette. Dopo aver percorso ininterrottamente 280 km di autostrada, era partito da Roma 3 ore prima, non avrebbe potuto farne a meno e, soprattutto, essendo l'una passata, aveva cominciato a sentire i primi crampi per la fame che, di chilometro in chilometro, sembrava gli dilaneassero lo stomaco. Peccato solo che aveva dovuto fare una fila ovunque, tanta era la gente che affollava l'area di servizio. 11 macchine precedevano la sua davanti alla colonnina del carburante, almeno una ventina di persone in coda alla cassa del bar e quasi altrettante alla toilette. Mentre si dirigeva verso il parcheggio per ripartire, gli tornò in mente quella notizia trasmessa dal telegiornale quando stava consumando al bar il suo spuntino. Ne era rimasto davvero scosso e aveva ancora davanti agli occhi le immagini impressionanti che aveva visto scorrere sul televisore del locale, del cadavere trovato il giorno prima in un prato della periferia di Roma Sud. Sul corpo della vittima, all'altezza della zona addominale, si intravedeva una croce di colore rosso intenso, intorno alla quale spiccava il sangue fuoriuscito, probabilmente incisa con una lama ben affilata, e lì accanto era stato rinvenuto un foglio con una strana scritta: l'Etrusco non perdona. Arrivato alla macchina stava aprendo lo sportello per ripartire quando, all'improvviso, sentì quella voce alle sue spalle che, per la sorpresa, lo fece quasi sobbalzare. Scusi, non vorrei apparire sfacciata, ma se sta andando in direzione nord, mi potrebbe dare un passaggio? Ringraziamo il nostro lettore Franco Bertone e Marcello Tramontana, che lo lasciamo andare verso musica con la nostra jazz band che